buongiorno o buonasera a tutti che siete venuti, avete seguito il festival e siete venuti anche a questa serata. Ascolterete una intervista registrata a Miguel Benassayag, intervista che io ho avuto il piacere di preparare, di fargli, e che per me è stata un'occasione culturale e umana molto importante di conoscere, anche se non in presenza, ma in maniera abbastanza diretta, un intellettuale pensatore oggi molto letto e molto ascoltato, molto presente, è anche stato già in Italia diverse volte. E quindi sì, effettivamente un personaggio importante, un personaggio interessante, un personaggio anche umanamente notevole, direi. E cercherò adesso, in questa brevissima introduzione, di presentare brevemente la sua vita, dare qualche indicazione e così di cercare un filo nei suoi lavori, nelle sue opere. Non vorrei limitarmi a un elenco di fatti, di titoli, però qualche dato bisogna darlo, bisogna richiamarlo. Comincerei dai dati biografici minimi. Miguel Benassayag è nato nel 1953 a Buenos Aires. È franco-argentino, la madre ebrea francese, probabilmente anche il padre, anche se su questo ho faticato a trovare delle informazioni, ma ieri discutevamo dell'origine di questo cognome, che sembra essere ebraica, no? Trascorre la giovinezza a Buenos Aires, in Argentina, dove studia all'inizio medicina. E ricordiamoci di questo elemento perché poi la medicina torna nella sua riflessione, nei suoi lavori e anche nella sua pratica. Ecco, qui in Argentina aderisce negli anni della dittatura militare a una delle dittature militari che si susseguono nel corso di questa storia travagliata, che è la storia dell'Argentina tra gli anni 50 e la metà degli anni 50, dopo la prima presidenza Perón e i primi anni 80, alla fine della dittatura Videla. Ecco, aderisce in questi anni a una formazione rivoluzionaria. Ecco, qui nella slide che vedete adesso c'è un'immagine con tre generali. Sono tre generali: Onganía, Livingstone e Lanús. Questi qui hanno dato vita a governi militari probabilmente meno famosi, meno celebri per la crudeltà di quanto non sia stato poi quello di Videla, ma comunque altrettanto repressivi, altrettanto antidemocratici. E sotto invece c'è un'immagine della dittatura famigerata appunto di Videla. Allora, cosa stavo dicendo? Dicevo che Miguel Benassayag aderisce in quegli anni, diciamo primi anni 70, fine 60, era giovanissimo, a questa formazione guevarista che si chiama Esercito Rivoluzionario del Popolo, con l'acronimo ERP. È una formazione guerrigliera, è una formazione effettivamente che si oppone in maniera attiva al potere. E qui, giovanissimo, nel 75, viene incarcerato per la prima volta. Questi arresti poi si ripeteranno più volte e in tutto rimarrà in prigione fino al 78 e verrà anche torturato in prigione. Ecco, sarà liberato nel 78 in circostanze, come dire, abbastanza contorte, complesse. C'è un incidente diplomatico provocato dall'assassinio di due religiosi francesi e siccome la madre di Benassayag aveva la cittadinanza francese, quindi anche lui aveva la doppia cittadinanza, attraverso interventi diplomatici probabilmente Miguel riesce a lasciare la Francia, viene liberato e quindi va praticamente in esilio in Francia. E da quel momento si dedicherà in Francia sempre a un'attività, diciamo, di critica militante, come diremo, come ci dirà anche lui, ma abbandona questa esperienza così estrema, insomma, di opposizione e si dedica alla ricerca, si dedica a tutta una serie di studi
in campi diversi, ancora la medicina, la biologia, la neurofisiologia, la sociologia, e diventa psicanalista. Ecco, questa è la sua attività, direi, come dire, più dominante, più costante. La sua formazione psicanalitica non è però tanto quella freudiana, quella classica, diciamo, ma è la formazione fenomenologica, a cui si aggiunge anche un interesse, un rapporto con l'antipsichiatria. Quindi questo è abbastanza interessante come filo da percorrere, cioè che cosa significa questo dato? Significa che il suo lavoro di cura è un lavoro che è finalizzato non tanto a portare alla luce il trauma del passato, ma è un lavoro finalizzato a consentire ai pazienti di costruire un senso, di integrare il loro disturbo, il loro disagio in un racconto dotato di senso della loro vita. Non solo, l'altro aspetto che sottolineerei è l'interesse per la relazione, che troviamo in tutta una serie di considerazioni che Benassayag fa, non solo di carattere appunto psicanalitico e psicoterapeutico. Negli primi anni '80, Miguel Benassayag ha fondato in Francia, insieme ad altri suoi compagni, ad altri collaboratori come Bastien Cany, poi Angélique Derrey, che è tra l'altro anche sua moglie, questo collettivo malgrado tutto, che è un collettivo che si compone di membri internazionali, che ha una base internazionale, di cui ho riportato qui un'immagine che mi sembrava interessante, l'immagine di una pubblicazione apparsa qualche anno fa, come potete immaginare, piccolo manifesto in tempi di pandemia, che si può leggere tra l'altro anche sulla rete. È un breve manifesto molto acuto, direi, perché coglie in maniera piuttosto equilibrata il doppio aspetto di quello che è successo nella pandemia, cioè da un lato l'esperienza di comunità che si è creata, malgrado tutto potremmo dire, perché certo la condizione non era piacevole, ma ha creato anche in qualche modo la percezione di un legame che avevamo dimenticato di avere e di cui non pensavamo che la necessità fosse così grande. Nello stesso tempo, come sappiamo tutti, ha anche creato le premesse per diciamo, l'esercizio di un sistema di sorveglianza che poi è anche difficile pensare che venga eliminato così, non appena l'epidemia è finita. Ecco, per usare una parola un po' desueta oggi, possiamo dire che Miguel Benassayag è stato ed è tuttora un intellettuale impegnato, un intellettuale engagé, come si diceva appunto in Francia, no? Una parola messa in circolo da Sartre questa, anche se, come del resto anche per Sartre, non possiamo intendere questo impegno nel senso di un'adesione a un partito politico, cioè c'è una dimensione politica fortissima in questo autore, ma non è da intendersi in quel senso. Ecco, qui non vorrei dir tanto perché poi ne parlerà lui nell'intervista in maniera evidentemente molto più utile e convincente. L'impegno continua in Francia, ma anche in Argentina, perché lui vive a cavallo tra i due paesi e questa che tra l'altro è la ragione per cui non abbiamo potuto averlo qui in presenza, come speriamo invece che sarà possibile fare prossimamente, cioè tra un anno nella prossima edizione. Ecco, è un intellettuale poliedrico, animato da molteplici interessi, che ha pubblicato tantissimi scritti, dei quali molti sono anche tradotti in italiano. È un po' chiaramente una forzatura adesso cercare di raggrupparli per temi, perché data proprio questa declinazione poliedrica del suo pensiero, cioè vari fili si intrecciano sempre, non c'è uno specialismo che lo contraddistingua, però ho provato comunque a individuare alcune linee guida in questo lavoro.
E uno è quello rappresentato da questi 3 libri, ce ne sono anche altri, ed è il confronto critico con la rivoluzione digitale. I libri sono Il cervello aumentato, l'uomo diminuito, sono anche titoli molto parlanti, no? Funzionare o esistere è quello, l'ultimo, credo, sì, pubblicato, La tirannia dell'algoritmo. Ecco, appunto sono titoli che parlano da sé e che si propongono di esaminare appunto criticamente il rapporto che si è instaurato ormai tra noi e le tecnologie. Tecnologie in questo caso sono un gruppo di tecnologie, le nanotecnologie, le tecnologie digitali e anche altre tecnologie della comunicazione, che sono tali ormai da aver generato una relazione di ibridazione tra noi esseri umani e appunto la macchina, diciamo così, in generale. Allora, cosa è interessante in questi testi? Certamente la critica, ma la critica è presente in tantissimi altri autori oggi, ne abbiamo sentito parlare, ne avrete sentito parlare sicuramente in modo anche approfondito durante queste giornate. Beh, qui c'è secondo me molto originale e anche discutibile per certi versi, la tesi che l'ibridazione ha un confine ed è dato dal fatto che nel vivente non tutto funziona come la macchina. In particolare non funziona secondo il paradigma dell'informazione, che è quello che governa l'idea di un passaggio, insomma, continuo, di una traducibilità delle logiche del vivente nelle logiche della macchina algoritmica. Ecco, per lui questa tesi dell'informazione non tiene e ha cercato di dimostrarlo anche in alcuni ultimi lavori, che sono questi, molto, molto belli, soprattutto il primo, La singolarità del vivente, e l'altro, Corpi viventi, Pensare e agire contro la catastrofe, è scritto con Bastien Cany. Ecco, qui il lavoro si concentra proprio sulla particolarità dell'organismo vivente, che viene distinto, anche se non separato, anche se non contrapposto, tanto dal livello inorganico, diciamo così, chimico-fisico, che pure sta alla base dei processi del vivente, quanto da un livello superiore di quelli che sono i superorganismi, per esempio il linguaggio, la società, la tecnologia stessa. Allora, il vivente, perché sfugge alla macchina, appunto ce lo sentiremo spiegare meglio dall'autore stesso, possiamo indicare il fatto che non si piega al determinismo. Il determinismo non funziona per il vivente, anzi potremmo dire che il vivente stesso non funziona, cioè questa parola non è adatta, il vivente esiste. E quando si parla di vivente non si parla soltanto di noi esseri umani, chiaramente in linea con una sensibilità teorica ormai molto diffusa, il vivente comprende anche il mondo animale, come è chiaro, no? Quindi sfugge al determinismo, presenta imperfezioni creative, non imperfezioni che rappresentano solo difetti, ma imperfezioni, limiti, sorprese, diciamo così, che nascono dal fatto che il vivente non è solo razionalità, che può essere, si può pensare che sia riducibile all'algoritmo, ma il vivente è desiderio, è affettività, è corpo, soprattutto è corpo. Ecco, altri lavori di Benassayag rivelano un notevole spessore filosofico. Sembra che si possa fare questa distinzione, no, tra filosofia e altri saperi, ma è comodo un po' farlo anche per dare delle indicazioni di lettura. Un notevole spessore e sono convergenti con le indicazioni di altri autori del nostro tempo. A me viene in mente Bruno Latour, a cui mi sono dedicata ultimamente abbastanza, che è scomparso l'anno scorso. Cioè ci sono tanti elementi di contatto tra
le riflessioni di Benassayag e quella di Latour, anche se il pensiero della tecnica è abbastanza diverso. Cioè, mi sembra che quello di Latour sia stato molto più ottimistico. Però il concetto di ibridazione li lega, li avvicina enormemente. Quanto alle questioni filosofiche, ecco, queste copertine, queste immagini vogliono suggerire che cosa? Un lavoro critico sull'individuo, sul concetto di individuo, che è condotto nel libro Il mito dell'individuo, e c'è un po' dappertutto. E poi ci sono 2 libri che hanno nel titolo l'espressione passioni tristi. Ecco, da dove viene questa espressione passioni tristi? Viene da Spinoza, dall'opera del grande autore del Seicento, Baruch Spinoza. Cosa sono le passioni tristi? La paura, per esempio, la paura, l'invidia, evidentemente, ma addirittura la speranza. E poi appunto sentiremo anche qualcosa su questo punto. Spinoza è importante, un'importante presenza nel testo di Benassayag anche per la sua visione, diciamo così, ontologica, per la visione monistica della realtà, che non porta a negare le specificità, ma porta a pensare in termini di relazione e non in termini di spaccature, di dualismi, di contrapposizioni tra la natura, la cultura, l'uomo e il non umano, il corpo, l'anima e la mente e via dicendo, ma porta a pensare il pensiero e la mente come un'altra faccia della corporeità, come è appunto classicamente nel discorso spinoziano. Altri 2 personaggi che così ho richiamato con le immagini sono 2 grandi pensatori della seconda metà del Novecento, Michel Foucault e Gilles Deleuze. Ecco, forse in più rispetto anche a questi pensatori c'è in Benassayag, forse in maniera anche sempre più decisa negli ultimi anni, una critica, una denuncia del sistema capitalistico e dell'ideologia che lo sostiene, che è l'ideologia neoliberista, con i suoi miti dell'individuo imprenditore di se stesso. Sono espressioni ormai, come dire, sono slogan, però hanno anche una loro fondatezza, no? E con il culto della competizione, con il culto della performance e così via. Non dobbiamo perdere di vista anche il confronto con altri saperi rispetto alla filosofia, rispetto così alla biologia, come la medicina, no? Dicevo prima la medicina. Qui vi consiglierei veramente di leggere questo libretto, La salute a ogni costo, medicina e biopotere. Biopotere è un termine appunto di derivazione Foucaultiana, e che così in questo titolo forse un po' non ci descrive bene, cioè ci fa pensare soltanto a un attacco, fa pensare qui ci sarà il solito attacco alla medicina tradizionale. In realtà c'è qualcosa di più, c'è un tentativo di mostrare qual è l'effetto dello sviluppo delle tecnologie mediche, delle possibilità della medicina come, non so, la diagnostica, pensiamo, prenatale, sulle possibilità del vivente. Che cosa vuol dire Benassayag? La stessa cosa che dice nella tirannia dell'algoritmo. Il problema della tecnologia è che la tecnologia, quando ci mette a disposizione delle, diciamo, funzioni nuove, ci obbliga quasi a utilizzare quelle funzioni. E la stessa cosa accade nella medicina. Se la diagnostica mette a disposizione certe possibilità, le persone si sentirebbero quasi colpevoli a non approfittare di queste possibilità. E c'è uno saggio, il primo, che mi è piaciuto moltissimo, è molto appunto da discutere, ma è qualcosa che fa molto pensare. Il primo è dedicato a quello che succede nelle comunità di persone sorde. Dico comunità perché lui ci racconta che queste persone hanno costituito proprio delle reti di rapporti
naturalmente questo ha a che fare con la lingua dei segni, no? Ecco, la medicina cosa ha sempre cercato di fare? Di lavorare restituendo l'udito alle persone sorde, in qualche modo con dei dispositivi, con degli apparecchi, con una chirurgia avanzatissima. Ed è chiaro che dal punto di vista di chi sente, questo è il vantaggio, cioè noi che sentiamo, che udiamo, possiamo pensare che sia assurdo valorizzare l'assenza, perché concepiamo quella condizione solo come un'assenza. E tuttavia, dice Benassayag, per chi invece la vive, per chi è riuscito a elaborare forme di vita a partire da questa condizione, quella è una possibilità. Quindi il problema è questo, il problema è capire fino a che punto il nostro rapporto con le tecnologie consente di salvare i possibili. Quindi la libertà non in senso astratto, ma la libertà come insieme di strade, insieme finito chiaramente, che si possono percorrere. Ci sono testi che hanno un taglio politico, come questo scritto con Florence Aubenas, che è una giornalista, Resistere e creare, e qui comincia a entrare la parola resistenza, e poi quello che ho scritto con Angélique Del Rey, Elogio del conflitto. E pensando a questa piega politica, non posso non tornare a quella esperienza giovanile di opposizione che ho accennato prima e che Benassayag ha raccontato in uno scritto per me veramente molto toccante, è uno scritto anche impressionante, che si intitola Malgrado tutto, racconti a bassa voce delle prigioni argentine. Questo libro è stato pubblicato prima volta nell'81 in Francia, quindi era passato poco tempo dalla sua liberazione e la memoria era ben fresca di quello che succedeva in queste prigioni. Stiamo parlando sì, delle torture, delle vessazioni, ma anche dell'esperienza che toccava quelle persone che avevano ceduto alle pressioni dei secondini, della polizia, e avevano confessato coinvolgendo altri, e quindi di tutto quello che questo comportava poi in termini di senso di colpa, di senso di fallimento e così via. Ecco, questo libro appunto è stato anche tradotto in italiano nel 2005 e da lì ci è venuta l'idea di intitolare questa intervista che abbiamo fatto a Benassayag Resistere malgrado tutto, cioè richiamando questa espressione che è anche il nome del collettivo che è in questo libro, eccetera. Allora, anche se poi devo avvertire che di quell'esperienza della carcerazione poi Miguel Benassayag non dice molto, cioè su questo abbastanza reticente, vuole passare oltre. Ci si può chiedere perché, io non lo so evidentemente, posso solo supporre che ci sia la volontà di andare avanti, di non tornare ossessivamente sul passato, nel senso che il passato può bloccare il presente, cioè qui c'è tutta una riflessione filosofica che si potrebbe fare, si potrebbe riprendere Nietzsche, si potrebbe riprendere Ricoeur, si potrebbero riprendere tanti riferimenti, e penso che in questo caso ci sia proprio il concreto desiderio di realizzare qualcosa creativamente, cioè di dare alla resistenza una connotazione gioiosa, una connotazione felice. Ecco, adesso credo di concludere, che sia il caso di concludere. Vi ringrazio per l'ascolto e adesso ascolterete appunto le parole di Benassayag. Grazie. Professore Miguel Benassayag, buongiorno e grazie moltissime per aver accettato l'invito a partecipare al Festival Vicino Lontano con questa conversazione. Ecco, questo incontro conclude in effetti il festival che è stato dedicato quest'anno al tema del potere, che è un tema molto, molto grosso di cui lei si è occupato ampiamente e che è un tema che non si può naturalmente affrontare senza mostrarne le sfaccettature, le forme,
un biopotere, anche potremmo dire, sulla scorta di un filosofo che è molto presente nei suoi testi e che è Michel Foucault. È un potere che non è soltanto quello dello Stato, quello delle grandi organizzazioni economiche, ma è un potere che ci attraversa, che coinvolge anche la nostra soggettività. Eppure, ecco, quello che vorrei chiederle è di parlare un po' della possibilità di resistere a questo potere. A sua volta la resistenza ha sensi diversi. Il primo senso è quello dell'opposizione a un potere totalitario, un potere dittatoriale, ed è quello che lei ha sperimentato sulla sua pelle in gioventù, con la carcerazione, anche la tortura nell'Argentina di una dittatura militare. E quindi io vorrei partire da questo, da questa sua vicenda personale, che è anche raccontata in modo molto toccante e molto impressionante in Malgrado tutto, in questo libro, Racconti a bassa voce delle prigioni argentine, che è stato pubblicato la prima volta nell'81 e poi è stato ripubblicato nei primi anni 2000 e ancora nel 22, almeno qui in Italia, con l'aggiunta di un testo che è Percorsi di vita. Ecco, io volevo chiederle appunto come ha influito questa esperienza terribile, ma anche formativa, a quanto capisco, sulla sua posizione di intellettuale successiva, quindi sulla sua militanza anche, nella creazione del collettivo Malgrado tutto, sulla sua professione di psicanalista e sulla sua posizione, diciamo, in generale. Bene, prima vi ringrazio del vostro interesse e di questa invitazione. Dunque, in realtà la questione del potere è una questione molto importante per analizzarlo un po', perché se c'è una cosa, qualunque cosa che ha cambiato per riflettere, pensare alla resistenza, alla libertà, all'emancipazione, è il posto del potere dentro il nostro paradigma. Voglio dire, durante un certo tempo, 2 secoli, possiamo dire più o meno, in Occidente ha avuto questa ipotesi centrale che per arrivare alla giustizia sociale, per arrivare a, bene, sì, all'emancipazione, bisogna di prendere il potere per cambiare le cose. È un po' per andare rapidamente la teoria leninista, no? Che l'obiettivo è di prendere il potere per una rivoluzione, cambiare le cose dall'alto e che il basso va a seguire. Bene, in realtà per andare rapidamente, dopo possiamo ritornare se voi volete, ma in realtà questo è il cambiamento radicale di queste ultime, non so, 20-30 anni, che il fatto di non considerare più per niente questo cambiamento radicale del paradigma, dove effettivamente un gruppo di gente, soprattutto in America Latina, soprattutto nei paesi colonizzati, no? Hanno fatto questa svolta, che è la svolta radicale del contrappotere, dove la gente, di gruppo, dei popoli, come le senza terra in Brasile, da noi le contadini senza terra, o ancora in Chiapas le zapatiste, no? Tutto questo movimento, che hanno stato accompagnati anche da un movimento molto radicale in Europa, sono il movimento che hanno detto non si tratta più di prendere il potere è il luogo della gestione, ma anche dell'impotenza per cambiare il mondo, o peggio ancora, quando un movimento rivoluzionario o di libertà prende il potere, l'istoria ha mostrato disgraziatamente che questo che fanno è piuttosto un orrore, pensando nel stalinismo, in Pol Pot, nel maoismo, non so, tutta una serie di rivoluzioni che hanno preso il potere per cambiare dopo la società e che non solamente hanno visto impotente per questo cambiamento, ma peggio ancora, hanno fatto l'orrore. Bene. Dunque in realtà la questione del potere dentro della preoccupazione, il desiderio di cambiare la società verso una giustizia sociale e oggi
l'urgenza di una giustizia ecologica anche, no? Ebbene, dentro di questa preoccupazione teorica e soprattutto pratica, penso che il punto centrale del cambiamento oggi è quello di lasciare di lato la questione del potere. Rimasta effettivamente dunque la questione del rapporto di questi movimenti con il potere. Quando io dicevo prima che in Europa anche ha avuto dei movimenti radicali che hanno seguito questa via, io lo so per esempio soprattutto in Francia, questo che io conosco, no? Sono tutto un movimento per esempio di senza casa, senza documenti, tutta una serie ACT UP, no? Tutta una serie di movimenti che sono di una radicalità molto grande nella loro rivendicazione, ma che non hanno come obiettivo il vecchio obiettivo del paradigma anziano, dobbiamo prendere il potere prima. Se io posso dire due parole, questo, l'esperienza teorica e pratica di questo nuovo paradigma non è una teoria che ha prodotto questo, è la vita stessa del movimento delle donne, il movimento femminista, che è stato il primo movimento radicale, fondamentale, che ha cambiato veramente il mondo in un certo modo, senza prendere il potere. Il movimento femminista, i movimenti femministi, perché sono molteplici, conflittuali tra lei, eccetera, eccetera, ma hanno tutti un asse comune, un comune denominatore, di non dire dobbiamo prima prendere il potere per dopo fare le modifiche. Hanno modificato la società e obbligato al potere di seguire. Il primo punto è quello, perché come voi avete parlato di potere, il primo punto mi sembra centralissimo, è quello, il nuovo paradigma, un paradigma dove il rapporto tra il movimento, la resistenza, nuove esperienze e il potere non è più un rapporto di prendere il potere, ma un rapporto di obbligare al potere a seguire alla base, no? Certo, mi viene in mente anche la sua critica che si trova in diversi testi, quelli dedicati alle passioni tristi e all'oltrepassamento delle passioni tristi, la critica alle ideologie che promettono una risoluzione completa del conflitto e che appunto poi si traducono in un'altra forma di totalitarismo, in un'altra forma di autoritarismo, no? Mentre invece lei insiste molto su una opposizione, su una resistenza, su una politica che sia incentrata sulle lotte del presente e non Sì. sulla speranza di un futuro. Ecco, anche questa mi Sì. sembra una cosa molto interessante, no? Sì, in realtà questo che il movimento occidentale di emancipazione ha prodotto è questa realtà dell'attesa permanente. Siamo sempre nell'attesa di domani. Domani siamo sottosviluppati, dobbiamo svilupparsi, domani ci avrà la libertà, oggi tu devi obbedire, no? E domani tu verrai. E questo domani che non arriva mai, no? Dunque, in realtà, questo nuovo paradigma, che è un paradigma multiplice, no? Che oggi esiste in forma multiplice, non strutturato, ma le gente e i movimenti che sono dentro questo nuovo paradigma lasciano perdere, si emancipano anche della promessa e di un futuro, nel senso di un futuro lineare, un futuro che arriverà domani. Questo non vuol dire un'istantaneità. Questo vuol dire assumere un presente che è un presente più complesso, più profondo, no? È San Agostino, no? Che dice che il presente è fatto del presente del passato, il presente del futuro e il presente del presente. Questo anche io l'ho lavorato in neurofisiologia della percezione, perché ho voluto capire a cosa si assomiglia, no? Un presente più espeso, più profondo, no? Ma in ogni caso è vero che le nuove possibilità di agire sono quelle che sono sotto condizione di liberarsi della promessa, perché la promessa sempre la fa un'avanguardia, un leader, un guru che lui fa e gli altri devono obbedire. Dunque, il primo passo per ognuno che vuole fare qualunque cosa per la libertà è obbedire al leader. E dunque è questo che non va più. È questo che non va più e che storicamente è finito, no? Certo, e questo mi fa venire in mente
come lei utilizza nei suoi testi il pensiero di Spinoza, che mi sembra uno degli autori più presenti, dei classici intendo dire, Assolutamente. perché in Spinoza la resistenza è liberazione, va vista nel suo lato attivo, creativo, e questo comporta anche una critica che può sembrare controintuitiva per noi, della speranza. Cioè la speranza rivela un lato di, come dire, passività che va invece abbandonata in nome di questa azione nel presente, che come lei chiama è un presente spesso, no? Un presente denso, che ci connette anche al mondo e agli altri esseri viventi, e quindi di qui anche la questione ecologica, su cui magari torneremo dopo. Adesso volevo introdurre, sempre parlando del potere, un altro tema che lei ha trattato molto approfonditamente in alcuni testi, che è quello delle tecnologie, l'influenza delle tecnologie. Non possiamo parlare di potere oggi senza parlare di questo, no? In particolar modo delle tecnologie digitali, l'intelligenza artificiale, non so, tutte le frontiere che si aprono oggi, sempre più ambiziose, sempre più avveniristiche. E questa tecnologia digitale non ci ha in realtà portato forme di democratizzazione, di liberazione, come si poteva illudersi che potesse accadere all'inizio, decenni fa. Che fine ha fatto questo sogno di una rete democratica? Sì. In realtà, per esempio, se noi vediamo tutto questo che si sviluppa da 20-30 anni, che è il movimento decolonizzatore, no? In America Latina, in Africa, il movimento decolonizzatore che è, possiamo dire così, la nuova onda di emancipazione che esiste oggi, una volta che sarà isurato, no? Come si dice, finito, no? Il modo di emancipazione occidentale. I movimenti decolonizzatori che parlano di decolonizzare la testa, decolonizzare l'arte, la scienza, le pratiche del rapporto alla colonizzazione occidentale, no? Questo movimento sono in ritardo incredibilmente, io aderisco a questo movimento, ma sono in ritardo incredibilmente in rapporto alla unica colonizzazione globale che ha vinto in tutto il mondo. Quando noi parliamo di colonizzazione dell'Occidente sopra i colonizzati, per esempio da noi in America Latina, noi parliamo di hanno portato una religione, una lingua, hanno portato il capitalismo, hanno portato un certo patriarcato ancora più duro che prima, hanno portato tutto questo, ma sempre avuto delle resistenze. E oggi l'Indio esiste con una potenza enorme, una creatività enorme, malgrado il genocidio che continua, no? È vero, continua, ma malgrado 5 secoli, che si chiama la notte dei 5 secoli, no? Da noi. Ebbene, malgrado 5 secoli di genocidio, le Indie sono sempre qui, le culture indie sono sempre più potenti, tutto questo. In 40 anni la digitalizzazione del mondo ha riuscito a vincere ogni resistenza, che ha avuto delle resistenze, perché non ha avuto nessuna resistenza. La digitalizzazione del mondo, che è veramente un formataggio disciplinario del mondo, ha vinto senza nessuna resistenza, perché tutto si passa come se nessuno vedeva niente a dire in rapporto al mondo digitale. E io non sono per niente tecnofobo né tecnofilo, non più, ma semplicemente noi diciamo: come è possibile che un bambino di Zurich c'è il stesso rapporto al mondo che un indio di Bolivia, per esempio, attraverso il suo oggetto digitale? Come è possibile che queste macchine, questo nuovo linguaggio, no? Mondiale, no? Un esperanto un po' speciale che ha vinto, no? Come è possibile che questo linguaggio, questo rapporto al mondo, rapporto a se stessi, è vinto così senza nessuna riflessione? Noi vediamo che il buono è lati, e da più il mondo digitale è un mondo che non accetta nessuna alterità. In questo è assolutamente la stessa struttura del colono. Il colonialismo diceva: l'uomo occidentale bianco, maschio, eccetera, eccetera, è il modello.
tutti gli altri devono sistematizzarsi in rapporto a questo modello che è il modello unico. Dunque non accettava l'alterità, ma non è riuscito mai a imporre questo malgrado i genocidi. Per contro il mondo digitale è un mondo senza nessuna alterità, perché oggi l'ipotesi centrale dei ricercatori, le gente che lavorano nel mondo digitale, è che tutto è algoritmico. Il mondo è algoritmico. Dunque accade una cosa incredibile, la carta, no, il mappa, prende il posto del territorio, non c'è più la rappresentazione e l'oggetto rappresentato, perché l'oggetto rappresentato è lui fatto da algoritmi e questa è l'ipotesi. Dunque, in realtà, non so perché se sarebbe troppo lungo, no? Ma io sono stupito di vedere come non si vede che il lato buono, il lato interessante, come oggi la gente sono assolutamente affascinati con chat GPT, no? E dicono, ah, ma adesso la macchina scriverà tutto, la macchina farà tutto il disegno. E in realtà è per questo che io lavoro dal punto di vista biologico, epistemologico, in la singolarità del vivente, perché si trattano di ristabilire l'alterità del vivente, l'alterità della cultura in rapporto a questo tutto algoritmico, no? Che oggi colonizza il mondo intero, no? Sì, nella tirannia dell'algoritmo lei individua proprio un presupposto a fondamento della digitalizzazione, che è un presupposto però sbagliato sulla base anche degli studi medici, biologici che lei ha fatto. Il presupposto secondo il quale funzioniamo come le macchine, cioè già dire funzioniamo basterebbe, perché appunto come lei sostiene dovremmo imparare a esistere piuttosto che a funzionare. Ma insomma c'è questa idea computazionale, no? della nostra vita, del nostro pensiero, della nostra azione, che appunto si potrebbe confutare, cioè non è in realtà fondata. Allora le chiedo com'è possibile che quegli esseri viventi particolari che siamo noi umani si assoggettino così volentieri a questo paradigma del digitale. Come mai, visto che c'è in fondo una possibilità di resistenza? E anche possiamo aggiungere questo alla domanda, se è così potente questo paradigma, ne abbiamo ancora di possibilità di resistere oppure davvero ogni orizzonte ci è chiuso? Bene, sentite, in principio questo che noi dobbiamo capire è che quando l'ipotesi centrale oggi è di dire tutto è algoritmico, tutto funziona come una macchina digitale, no? Una macchina a stati restretti, no? In realtà il problema è che la macchina va a formattare il cervello, è questo che io ho studiato, no? Ma va a formattare al vivente. Dunque l'ipotesi si conferma da sola, come una profezia autorealizzatrice, no? La profezia autorealizzatrice che dice questo accadrà a me, dopo fa tutto perché accada, no? E in realtà il problema è quello che più noi siamo in una promiscuità permanente con gli oggetti digitali senza si rende conto della differenza, della singolarità, più noi accettiamo questo, più la macchina va a formatarvi. Sto lavorando con un ricercatore in Giappone in questo momento perché lui ha visto che gli anziani giapponesi preferiscono essere in rapporto con macchine di intelligenza artificiale, del robot, che con gli umani, non le vecchie giapponesi preferiscono questo. Io non faccio una ricerca né psicologica né sociologica per sapere perché gli anziani giapponesi vogliono questo. La ricerca che noi facciamo è di vedere come la macchina va a formattare il cervello del giapponese, no? Dell'anziano giapponese che lo utilizza. No? E questa è la nostra ricerca, per vedere come in realtà c'è una compatibilità che è costruita per la macchina. Più io lavoro con la macchina, più io sono formattato. Il possibile della macchina, il possibile della macchina mi obbligano a me a formattarmi per utilizzare la macchina. Dunque,
questo se passano in modo molto ludico, molto piacevole, nessuno si sente obbligato, ma in realtà io penso che in rapporto al mondo digitale noi siamo entrati in un'altra epoca. Io penso che ha avuto tre grandi rivoluzioni epistemologiche, che una è, non so, 80.000 anni, che quando hanno emerso le prime lingue articolate, no? Le lingue, la diversità delle lingue. La seconda, 5.000 anni fa, l'emergenza della scrittura, no? La lettura e scrittura, e oggi il mondo digitale. Dunque è veramente siamo in un'altra epoca. In rapporto a questo che voi dicevi, no? Per non essere troppo lungo, come resistere? Io penso che l'unica possibilità oggi non è di rifutare il mondo digitale per niente, noi non possiamo guardare il futuro con un retrovisore. Dunque, con la macchina noi dobbiamo cercare, l'unica possibilità è un'ibridazione felice, perché per il momento noi siamo colonizzati per la macchina. E il mondo digitale si comporta, da un punto di vista biologico, quasi come una nuova specie che cerca a conquistare lo spazio, no? Una nuova specie che si comporta come ogni specie cerca a svilupparsi, no? La questione è come questa specie può essere limitata per un'ibridazione. Io penso che questa è la nostra sfida è imparare a ibridarvi con la macchina, ma ibridarsi vuol dire essere due, non uno, no? Restabilire questa alterità della cultura, dell'umano, del vivente. Mi sembra che quello è il lavoro adesso, no? Certo, è molto importante anche il riferimento alla singolarità del vivente, cioè non solo all'atto appunto della differenza del vivente, ma anche quello appunto a questo elemento che non è riducibile all'universale e che quindi in qualche modo può sfuggire ad una tirannia dell'algoritmo. Ecco, come si può spiegare brevemente la differenza tra singolarità e invece individualità intesa nel senso Sì. un po' deteriore, no? Dell'individualismo, che è anche un bersaglio contro il quale il suo lavoro si è rivolto molto spesso. Cioè, che Sì, differenza tra perché l'individualismo va benissimo con il funzionamento, perché l'individualismo, serializzando, no? Separando gli esseri umani, va benissimo con il funzionamento. Ma oggi in realtà si trattano piuttosto, oggi giustamente davo una classe per un gruppo per dei biologisti, no? Che preparano un dottorato alla classe. Io dicevo, voi avete la fortuna di studiare l'affascinante mondo del vivente, no? Perché durante il momento che ognuno è affascinato per il mondo della macchina, le biologisti hanno la fortuna di vedere come è affascinante il mondo del vivente, nel stesso modo che un antropologo, che un psicologo può essere affascinato per il mondo della cultura, no? E questo è l'assunto, no? Di essere affascinato non solamente per il possibile della macchina, ma ritrovare la singolarità fantastica del vivente. Bene, voi dite come possiamo dire più o meno brevemente la singolarità, questa alterità? Ebbene, il punto principale, un punto quasi umoristico, è che il vivente, l'umano in particolare si svaglia, c'è depulsione, fa qualunque cosa, non fa questo che gli fa bene sempre, da tempo in tempo, non è ragionale, da volta utilizza la ragione, ma in generale no, in generale non è troppo ragionevole, no? Dunque l'umano deve fare con tutta questa, tra virgolette, negatività propria alla vita, che fa che io devo assumere i miei desideri che non sono endogeni. Io non so cosa sto facendo. La più parte del tempo, troppo pretendere sapere cosa facciamo è sempre un'illusione, perché non sappiamo troppo, no? Noi siamo spinti per la lunga durata dell'evoluzione, della cultura, no? Dell'ambiente. Dunque, in realtà, l'essere viventi e l'umano in particolare
siamo sempre in un buio, no? Non troppo claro, e noi dobbiamo assumere le cose che non abbiamo scelto anche, no? La macchina, tutto questo per la macchina non è possibile. La macchina è una razionalità molto complessa, tutto questo che vogliamo, ma che deve funzionare. Deve funzionare, e la valutazione è in modo di come funziona. Io penso che è questa la differenza fondamentale. La differenza fondamentale è che tutto il vivente esiste in un mondo di senso. Di senso. Sempre noi dobbiamo dare senso a un mondo che non capiamo, una complessità che non riusciamo a integrare, no? Per la macchina questo l'angoscia di esistere, essere spinto a sbagliarsi, no? A desiderare il cattivo oggetto. Bene, questo non sono dei errori, questa è la condizione umana e del vivente, e questo insieme che abbiamo voluto eliminare durante qualche secolo di modernità, e che oggi dobbiamo ritornare in amicizia con questa complessità, che l'essere umano non può essere come voleva Kant in modo gentile, no? Orientare il suo agire solamente per la ragione, no? Noi abbiamo l'immaginario, il desiderio, la pulsione e tutto un sacco non so, di tropismi che non possono essere sistematizzati come una macchina algoritmica, no? E questa è la complessità, la diversità, la differenza fondamentale. E noi dobbiamo essere in amicizia con questo. Noi dobbiamo essere in amicizia con questa realtà dell'umano, che c'è una temporalità diversa, che non può andare più rapido che qualunque cosa, perché non si tratta di andare né rapido né lentamente, si tratta di ritmi, di cicli, no? Un po' di questo lato che penso che passa, e la differenza è questo che dobbiamo difendere. Certo, mi viene in mente che potremmo dire l'umano nella sua esistenza sia soprattutto quello che non funziona, cioè siano le Assolutamente. disfunzioni che ce lo rivelano. E allora le chiederei di dirci qualcosa della sua esperienza psicanalitica. Questa esperienza psicanalitica la metterà continuamente a contatto con delle Sì. resistenze che però, visti i suoi riferimenti, che sono un po' critici anche rispetto al filone freudiano, potrebbero essere interpretate come qualcosa di positivo, cioè addirittura potremmo vedere nella malattia una possibilità di uscita, insomma, Sì. dall'assoggettamento. Sì, in realtà io sono di formazione un po' decorrente, questo che si chiama la psichiatria esistenziale o fenomenologica, no? Questa è la mia corrente, questo è il mio. Dunque effettivamente si tratta prima non di normalizzare qualcuno, no? Non normalizzare il paziente, secondo di non schiacciare la sofferenza, perché la sofferenza, ma è un'esperienza esistenziale. Noi dobbiamo vedere cosa facciamo con questo soffrimento, no? E cosa può significare per qualcuno. Dunque, in realtà sì, in realtà noi dobbiamo, soprattutto oggi, no? Che c'è un tsunami normalizzatore con tutto questo, terapia cognitiva, per esempio, che parla di sbagliamento cognitivo, no? Io penso che quando qualcuno c'è un comportamento un po' distruttivo, può essere, no? Non è perché si sbaglia cognitivamente, no? Questa è una visione funzionalista, giustamente, dell'essere umano. Non c'è di sbagliamento, qualcuno che è un tossicomano, per esempio, non è che si sbaglia, che pensavano che era di cioccolate, no? Ah, mi sono sbagliato, no? In realtà è tutta questa complessità che fa il rapporto dell'essere al mondo e come io sono nel mondo in rapporto a me stessi, no? E tutto questo è dentro di una psicanalisi esistenziale, fenomenologica, e può essere dentro di altre correnti anche, non sono dogmatico io. Oggi è molto importante difendere questa complessità, perché la più parte dei pazienti arrivano da noi domandando di funzionare meglio, e noi dobbiamo aiutare al paziente a emanciparsi di questo desiderio di funzionare meglio, perché funzionare meglio vuol dire tradirsi a se stessi, no? Significa dimenticarsi.
no? E dunque per me la clinica che io faccio e gli allievi, la gente che io posso supervisare o lavorare con me, proviamo a sviluppare una terapia che io chiamo terapia situazionale, no? Dove effettivamente si trattano di conoscere questa complessità, no? Assumere questo, e un punto importante che la psicopatologia è sempre legata alla società e all'epoca. Non c'è una psicopatologia individuale. L'essere umano è una piega di mondo, no? Dunque per noi è molto importante di prendere in conto come il mondo, l'epoca si manifesta dentro della patologia del paziente, no? Bene, posso farle ancora una domanda? Vi prego. Ecco, allora anche i titoli dei suoi libri sono molto suggestivi. E ce n'è uno su cui vorrei ci dicesse qualcosa, ed è Ritorno dall'esilio. È il libro del 21, dove l'esilio è tante cose, naturalmente, tra cui è anche quello che abbiamo vissuto durante la pandemia, questa situazione globale, Sì. unica probabilmente, che però forse è stata anche un'occasione, forse un'occasione mancata adesso a posteriori, no? Ecco, anche in questo ritorno dall'esilio possiamo vedere una forma di resistenza. E in quali sensi dobbiamo intendere anche questa parola esilio? Anche qui mi piacerebbe che risuonasse l'eco di quello che ha vissuto lei, perché sì, la sua venuta in Francia è stata in un certo senso un esilio, anche se una possibilità di salvezza. Ecco, Sì, la ringrazio. assolutamente. Sì, andando esiliato politico, effettivamente c'è un piccolo messaggio, no, qui dentro del ritorno all'esilio. Ma in questo libro che noi avevamo fatto con Bastian Canino, che Sì, è con il mio Bastianca. amico e coautore, in realtà l'esilio di quello si tratta è questo esilio presunto, no, dell'umanità in rapporto all'ambiente e alla natura, no? Il cartesianismo, no, è stato un po' la struttura di base della modernità, dove Cartesio va a fare questa separazione tra l'umano e la natura, non solamente la natura esteriore, ma anche la natura del corpo, no? Perché questo che è rimasta umano per Cartesio è semplicemente la testa, l'anima, eccetera. Dunque Cartesio va a dire, noi gli esseri umani devono diventare padrone e possessore della natura, dunque separandosi dalla natura. Oggi, dopo il disastro dell'antropoceno, il disastro ecologico attuale, tutto questo, felicemente un sacco di gente cominciano a rendersi conto che noi dobbiamo pensarsi dentro della natura, e per questo come se l'essere umano è stato pensato exilato dalla natura e oggi ritorna da questo esilio, no? Esilio della natura. Cosa trova l'umanità ritornando dall'esilio? Prima, che non è mai partita, che era assolutamente una relazione, no? Una narrazione, questo di che l'essere umano è separato. E secondo, che il fatto di autopercepirsi separato ha provocato un sacco di disastri, no? Tra questo disastro a se stessi, noi abbiamo fatto anche male a tutto il vivente. Dunque il ritorno dell'esilio per me, per Bastian, no? Il mio Canino. coautore, effettivamente il ritorno dell'esilio è questo momento dove l'umanità c'è questa sfida, ma questa sfida unica. Se noi non siamo capaci di postare l'antropocentrismo, no? Se non siamo capaci di trovare un nuovo rapporto con la natura, con l'ambiente, dentro del quale noi siamo, ma non come padrone e possessore, ma come una specie di più. Se non noi siamo capaci di questa regolazione, la distruzione non si fermerà. No? È questo. No? E dunque il ritorno dell'esilio è una realtà e una necessità. Benissimo. Allora la ringrazio, professore, grazie mille di avere... Sono io che vi ringrazio. Bene, arrivederci. Arrivederci.